C'è il caso di sentire una poesia di Chartier. Allora, Chartier, tu che hai scritto tante poesie, quali, ne abbiamo già sentito qualcuna più volte, mi pare anche stasera ne hai già fatto qualcuna. O no, se non vado errato mi pare che Murlo ci sta, Murlo ci fa ci sta essere un poco... elettrizzando a tutti quanti. Ed è un fatto Comunque bello, in ogni caso, in questo momento noi ti chiediamo di una tua poesia. Che cosa ci vuoi fare ascoltare? Dunque vi farò ascoltare La nascita del mio primo figlio, 12 marzo del 73. Tutto pareva farmi una congiura, tutto pareva stesse contro me. Finanche i preti freddi che lo mura guardavano a dispietto con me. E o tempo, che lo tempo che tortura. Pareva nei secondi una giornata, ma quando nasce, quando sta creatura, ogni rapo di porta una zombata, ogni inserrata di porta una paura. E a da che la lastra appannata, a luce stuccia, o bene che sto cuore, soffriva bene mamma la prima volta e niente, me ne stava a parte fuori, sperando solo tempo ammasciata, ma o tempo. Che lo tempo rispettoso, alle già stemma me, con facce e corna, con voce a stiende, sospirosa, sono a valore che lo miezi corna, con mano Dio potente e presentosa. Durice tocca, durice giornata, con fuoco la pacienza che m'ardeva, e a redà che la lastra appannata, né voce creatura si sentiva, né ombra bianca per me fa viata. Poi finalmente, come Dio volette, una carrozzella, e dinta una creatura, e mascala, a infermiera mi ricetta, e come va assomiglia, fa paura. Non me ne dica che mi succede. Nuvole sole da una fontanella, scennettano per stugge, micce, e a una accende il lacrimelle scurnosa, mi spannevano per la faccia tutta la ricchezza che lo figlio è bello. O mondo, la gente, tutta mera frate, o medico, a infermiere, giù di Cristo. E che la porta la strappannata, che poco prima m'accecava la vista, pareva un miracolo indurato. 12 marzo del 73. Tu rena che dai frutta a casa mia, che sempre beneditta tu ne sia. Non c'è tesoro che ti va accanto, non c'è felicità, non c'è dormiente che va per tutto l'ora e sto momento. Veramente bravissimo Eugenio Chartier. E dopo aver ascoltato questa poesia dobbiamo confermare quello che abbiamo detto nella prima puntata, quando lui ha cantato la canzone I figli, dove ironicamente e bonariamente criticava il fatto che i figli, stigmatizzava, sottolineava le grosse preoccupazioni che i figli danno, ma dicevamo lo faceva con quella bonarietà e quella semplicità da far capire che si trattava di un rimprovero così proprio veramente paterno, perché noi accettiamo tutto. Adesso ci ha confermato che per i figli si hanno i sentimenti più grandi e più profondi, quindi quando li critichiamo lo facciamo perché dobbiamo brontolare e basta. Proprio in questa poesia si sente l'entusiasmo del padre che ha avuto un figlio. Il vero sentimento della paternità. Va bene, allora io vorrei chiedere al maestro Murolo un giudizio sincero. Secondo lei Eugenio Chartier è migliore come poeta, come cantante, come autore? Come? Guardi, in questo momento io le dico proprio la verità, vuol sapere la verità. L'ho apprezzato moltissimo in questa sua poesia. È veramente scritta bene, si sente proprio il piacere, l'attesa che nasce questa... proprio con il cuore. Ma soprattutto scritta bene, scritta proprio da poeta. Bravo Chartier. Questa poesia non me l'avevi mai fatta sentire. Dopo questa... E io te la apprezzo oggi.